Buonasera a tutti, abbiamo appena assistito alla proiezione di Cospiracy presso l'Aula Magna del Centro Studi a Pordenone. Adesso sentiremo alcune impressioni a caldo delle persone che hanno deciso di rilasciarci una loro opinione. Grazie a tutti. Allora, questo è un documento davvero essenziale, è essenziale per tutti noi in quanto c'è tanta ignoranza in questo mondo, tra noi, tra la popolazione, e penso che sia un film che davvero lascia il segno, ci fa riflettere su quello che è realmente il problema, quello che ci viene nascosto da tutti. Penso appunto che è davvero importante mostrarlo e appunto far capire qual è veramente il problema delle cose e cercare di risolverlo, magari anche nel piccolo. Allora, io sono Enrico Bergamasco, sono un attore, sono triestino, ma mi occupo anche di cucina vegetariana e vegana, assieme a quello lì che è nascosto lì dietro. E siamo venuti qui a vedere il film con l'intento di capire delle cose, come spero anche gran parte delle persone che sono venute qui. E alcune cose le sapevo già, quello che mi ha incuriosito molto sono stati i dati, totalmente inaspettati. Questa è la cosa che mi ha colpito maggiormente. Io sono vegetariano, lui è vegano, non lo so, c'è tanta strada da fare ancora secondo me, e soprattutto l'unica cosa che possiamo fare è cambiare noi. Questo però deve essere una cosa che parte dall'interno, e questo è quello che mi sento di dire. Sono venuta a conoscenza di questo film per caso, però mi è interessato tanto da vari punti di vista, cioè sia per quelli che mangiano carne, però anche quelli che già non la mangiano. La cosa che mi è piaciuta del film è che è pieno di dati e che possono fare molto riflettere, perché sì, non si tratta solo di considerazioni a sé stanti, ma sono suffragate da un sacco di dati che possono essere verificati. Una cosa che mi è piaciuta un po' meno è che è il classico documentario assertivo, dove nello stile americano si cerca di ripetere molte volte la tesi. Non è il mio genere, mi piacciono i documentari più all'europea, però lo consiglierei a tutti perché chi non si è mai posto certe domande trova delle risposte abbastanza complete sul tema, e credo che sia il caso di porsi queste domande il più presto. Allora, io il film l'avevo già visto e parla di tematiche molto importanti, e credo che sia stata una grande opportunità quello di mostrarlo a più persone, perché è giusto che insomma tutti sappiano cosa c'è dietro gli allevamenti, che cosa compromette l'ambiente e il nostro pianeta. Ciao a tutti, ho visto questo bellissimo film documentario e le cifre sono importantissime e estremamente azzeccate. Credo che affronti veramente il tema, il problema ambientale. E inoltre mi ha aperto gli occhi purtroppo su alcune associazioni ambientaliste che non credevo arrivassero a tante. Vi consiglio anche la lettura di China Study, che affronta assolutamente gli stessi temi. Un documentario di importanza fondamentale, di cui c'era un grandissimo bisogno, che finalmente mostra l'interconnessione fra la causa animalista e ambientalista, e come questi due percorsi debbano per forza essere uniti, quindi fondamentale. Sono rimasta molto colpita dal film, anche se conoscevo in parte i dati. Sono molto più preoccupanti di quello che immaginavo. Spero veramente che molta più gente faccia una scelta senza carne. Io l'ho già fatta da tantissimi anni, mia figlia l'ha fatta da poco più di un anno e siamo molto felici, insomma, di questa nostra scelta. Al primo posto c'è la sofferenza degli animali, poi c'è anche tutto il discorso del benessere della popolazione umana, chiaramente.
deve capire la gente che non è possibile andare avanti così. Il film è sicuramente un passo importantissimo perché fa rendere conto di com'è la reale situazione del pianeta, di quanto è grosso l'impatto delle attività umane su questo pianeta e soprattutto delle scelte alimentari. Quindi credo che diventerà una pietra miliare per comprendere il nostro mondo e per poter soprattutto fare un passo verso un grosso cambiamento che è quello di cui abbiamo bisogno. Ho rivisto con piacere questo documentario che avevo già visto qualche mese fa e penso che ci sia poco da aggiungere, è abbastanza emblematico. Sì, io sono venuta a vedere il film stasera, è la prima volta che lo vedo, non l'avevo mai visto se non dei piccoli pezzettini su YouTube e mi è piaciuto tanto e devo dire che spero che tanta gente rifletta sulla questione animale.